Giovedì ci incontriamo con il Comune di Venezia per analizzare la situazione sul Comune relativamente alle comunità straniere che ci sono nel Comune. Perché l'obiettivo che ci poniamo è un obiettivo, come dire, molto semplice, quello di individuare i focolai, circoscriverli e spegnerli nel più breve tempo possibile. L'obiettivo quindi è stato dichiarato, seppure non ci sia nessun obbligo in tal senso. Le comunità straniere presenti nel veneziano saranno monitorate con un piano di screening specifico. Ovviamente si parte da Venezia, dove i numeri di cittadini bengalesi, cinesi e non solo sono tra i più numerosi. Le comunità presenti a Venezia e appunto nella nostra azienda sanitaria sono comunità di persone che svolgono lavori importanti, lavori a contatto con le persone e quindi vanno attenzionate. Attenzionata, e non potrebbe essere altrimenti, è la situazione a Cavarzere, dove si trovano i migranti positivi al Covid trasferiti da Jesolo. Stessa provincia, diversa ULS, ma la questione è sempre sanitaria. E su Cavarzere il nostro compito è un compito esclusivamente sanitario, quindi è un compito di monitoraggio della situazione sanitaria di queste persone, è il compito di seguirle nel loro percorso di isolamento e quindi è un'attenzione soprattutto sanitaria la nostra. Sul fronte migranti la tensione, soprattutto politica, è elevata. Restano i dati del Covid nel territorio dell'ULSS 3, tra i più bassi del Veneto. Tolta Cavarzere, i casi sono 18, di questi 12 importati, quindi da altre ULSS o altri stati. Dei 18, 3 sono ricoverati all'ospedale Covid di Dolo, 0 i soggetti nelle terapie intensive. Mediamente ogni giorno nell'ULSS 3 Serenissima vengono effettuati 800 tamponi, mentre continuano anche i controlli nelle aziende, 1871 quelle visitate, 18 le inosservanze riscontrate. Una situazione sotto controllo quindi, ma nessuna cessata emergenza, anche in vista dell'autunno e di un possibile ritorno, per cui è già pronto il piano di sanità pubblica. Il virus c'è, attenzione, circola e quindi va posta veramente la massima attenzione da parte di tutti nel rispetto di quelle che sono le misure di protezione.